Ci eravamo impegnati con i bambini del Veneto e con i ragazzini del Veneto per mettere in mostra i loro lavori. Non lo abbiamo fatto nell'autunno-inverno 2020-2021 per ovvi motivi, perché l'infezione era comunque importante. Lo facciamo oggi non con l'idea di dire finisce qui, ma andrà tutto bene. Andrà tutto bene è anche il nome dell'esposizione itinerante delle opere realizzate dai bambini veneti durante la pandemia e che hanno già cadenzato il punto stampa quotidiano della sede della Protezione Civile di Marghera. Presentata a Venezia nell'ambito del convegno nazionale La pandemia vista con gli occhi di, la mostra sarà inaugurata a Padova il 7 novembre e in successione toccherà tutti i capoluoghi delle province venete, per concludersi a giugno con una tappa speciale a Vo, paese simbolo della battaglia contro il coronavirus. Dal punto di vista psicologico sicuramente la fascia dell'adolescenza e quella dei bambini è quella che credo abbia veramente sofferto di più. Credo sia anche questa mostra sia l'occasione per aprire proprio una luce, no? su queste tematiche. La mostra mette insieme 838 disegni, 54 disegni tridimensionali, 13 sculture, 76 pensieri e messaggi e anche un videomessaggio. Il racconto di un periodo che rappresenta anche un momento significativo di riflessione su quanto è accaduto negli ultimi 20 mesi. Io ricordo quando arrivavano i disegni, talvolta i bambini appiccicavano dietro con lo scotch alcune monete che erano i loro risparmi. Quindi c'era quel sostegno anche, oltre al messaggio e quello che si vede attraverso i disegni, anche di dire alle istituzioni che poi siamo le persone per i bambini, no? Quelli che ci aiutano tutti a superare la pandemia, a dire ce la possiamo fare, ce la faremo.